aggiornamento la linea va in Veneto al collega Paolo Zeriali per notizie e aggiornamenti, questa volta relativi all'Alto Adriatico. Grazie alla collega Anastasi, buonasera a tutti dalla redazione Alto Adriatico, qui da Portogruaro. Presentiamo subito quello che è il nostro ospite, il sindaco di Portogruaro, Bertoncello, che ci ha appena raggiunto qui in redazione e che sta seguendo anche con grande attenzione quello che è l'evolversi della situazione del maltempo. Parleremo anche con lui appunto di questo. Speriamo ovviamente che non si debbano ripetere problemi di allagamenti come ci sono stati appunto alcune settimane fa, che hanno colpito pesantemente il Veneto orientale, ma purtroppo insomma ci sembra di capire che c'è da temere anche in questo senso. In ogni caso appunto parleremo con il nostro ospite di questo. Problemi di allagamenti come ci sono stati appunto alcune settimane fa, che hanno colpito pesantemente il Veneto orientale, ma purtroppo insomma ci sembra di capire che c'è da temere anche in questo senso. In ogni caso appunto parleremo con il nostro ospite di questo. Parliamo ora di sanità e parliamo con questa intervista realizzata dal collega Rosario Padovano all'assessore regionale Sernagiotto, che era in visita a Portogruaro. La visita di Remo Sernagiotto, assessore dei servizi sociali regionale del Veneto, qui a Portogruaro, come lei che si trova da qualche mese al settore dei servizi sociali, è riuscita a capire quali sono le esigenze di questo territorio in particolare? Ma di tutti i territori, le esigenze sono per tutti uguali. Oggi abbiamo un dato, abbiamo 52-53 mila non autosufficienti e nel 2011, come dicevo prima, entriamo nel periodo del 46-64, dove le famiglie facevano 4 figli. Vuol dire che nei prossimi 40 anni ci sarà bisogno non di 57.000 posti per non autosufficienti, ma avremo 120-130.000 non autosufficienti. Questi sono i bisogni di tutto il Veneto, anzi sono i bisogni dell'Italia questi, perciò i sindaci sono consapevoli guardando l'anagrafe dell'età dei loro cittadini. Bene, siamo ora a parlare appunto con il sindaco di Portogruaro Bertoncello su quelle che sono le esigenze sociali e sanitarie del territorio. Partiamo da questo ragionamento. Io volevo riprendere un po' il discorso appunto fatto dall'assessore Sernagiotto, quindi sul piano sociale, insomma l'allarme lanciato, il fatto appunto che aumenti la quota di non autosufficienti, che problemi potrà creare in questa parte? Cioè, a me ha un po' colpito, ho preso anche la sprovvista questa visita dell'assessore che viene a fare una conferenza stampa a Portogruaro senza sentire il bisogno, voglio dire, di incontrare il sindaco, di scambiare delle opinioni, di valutare quali sono le necessità di questo territorio. A una domanda precisa del suo collega Rosario ha detto quali sono le esigenze del sociale su questo territorio di Portogruaro. L'assessore ha risposto tutti i territori sono uguali. Una risposta più banale di così non si poteva dare, nel senso che ogni territorio ha dei suoi problemi specifici. Per esempio Portogruaro ha firmato una convenzione per la realizzazione di 120 posti dell'RSA che stenta a partire. Sembrava al momento del mio insediamento, poco mesi dopo, quindi parliamo di maggio di quest'anno, che attraverso la realizzazione dell'eliporto e attraverso quella convenzione si potesse cominciare a lavorare seriamente per poter vedere fra un anno, fra 2 o 3 anni la realizzazione dell'RSA. È tutto bloccato e non si capisce in attesa di che cosa. Quindi io sono molto preoccupato, sto ancora attendendo l'incontro che avremo all'interno della conferenza di sindaci, spero fine ottobre, primi di novembre, per avere un quadro generale, per capire quali sono le intenzioni della Regione. Certo è che tra il problema che abbiamo in piedi dell'ospedale, tra il problema del sociale, io credo che
dobbiamo preoccuparci e cominciare anche ad alzare la voce, perché credo che questo territorio... C'è uno scontro in qualche modo istituzionale che si sta creando, abbiamo visto nel caso appunto anche della TAV che insomma i comuni di quest'area hanno detto non siamo stati contattati. Capisco, la settimana scorsa sulla TAV sembrava che questa fosse la settimana dei sindaci del centro-sinistra, a oggi non abbiamo ricevuto inviti. E io mi sto adoperando per incontrare il sindaco di San Vito e il sindaco di Pordenone per affrontare con i due sindaci, i rappresentanti delle due comunità, il problema dell'attestazione su Portogruaro. Certo è che non siamo noi sindaci, vuol dire che ci contrapponiamo alla Regione. Io comprendo che la Regione è attiva da pochi mesi, che c'è stato un cambio del governatore, c'è stato un cambio degli assessorati, che ci sono problemi finanziari, in modo particolare sanità, non indifferenti, che quindi c'è bisogno di una riflessione, però è chiaro che più passa il tempo più difficile è trovare delle soluzioni e più tardi si rispondono alle esigenze di questo territorio, che ha una casa, un'opera pia, un centro servizi, chiamiamola pure in modo diverso, che funziona ma che ha una lista d'attesa di 300 richieste di entrare. Quindi o c'è un'urgenza... Comunque c'è un dialogo sempre più facile in qualche modo quasi con l'area pordenonese che non con la regione. Ma diciamo che noi siamo nel Veneto e all'interno della provincia di Venezia, quindi dobbiamo fare i conti inevitabilmente e vogliamo lavorare e collaborare con la provincia di Venezia e con la regione Veneto. Certo è che alcuni problemi non possono prescindere da un territorio che è la regione Friuli-Venezia Giulia, che è a statuto speciale e che confina con il Veneto orientale, e quindi pochi chilometri la separano e i cittadini fanno fatica a capire le due legislazioni diverse, i due comportamenti diversi, i tempi di risposta diversi tra la regione Veneto e il Friuli-Venezia B. Bene, io ringrazio il sindaco Bertoncello ed ora